Benvenuti alla lezione numero 1 della sezione improvvisazione. E allora, a pagina 90 abbiamo i due paragrafi improvvisare e comporre, per i quali vi invito alla lettura, giusto per afferrare dei concetti base che riguardano appunto questa, materia, improvvisazione. E anche il secondo paragrafo, tensione e riposo, che ci danno una chiara visione di quello che in realtà suscita interesse, suscita piacere, non solo nella musica, ma in tutte le manifestazioni artistiche, ma proprio nella vita, come l'alternanza del giorno e della notte. Quindi tensione e riposo, nella giusta misura, danno poi quell'equilibrio necessario, quel giusto equilibrio necessario affinché qualcosa fluisca, scorra in modo piacevole. E quindi, a proposito di tensione e riposo, noi andiamo a pagina 91 con il paragrafo ancoraggi. Ecco, allora, vediamo che cosa sono gli ancoraggi. Sono appunto i riposi, quindi partiamo prima dai riposi, e consistono questi ancoraggi nel suonare con la mano destra la nota dell'accordo. Quindi se noi abbiamo un accordo, ad esempio il numero 1, osserviamo il numero 1 ed il numero 2, quindi i primi due esercizi che andiamo ad affrontare, noi abbiamo accordo di Do maggiore con la sinistra con la ritmica di 4 quarti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 battute. Su queste 4 battute la mano destra suonerà ogni volta una nota semibreve, quindi che dura 4 movimenti, 4 quarti, una nota dell'accordo. Vediamo nell'ordine. Il numero 1 abbiamo Do, Sol, Mi e Do l'ottava superiore. Quindi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Io sono andato avanti sulla ritmica anche l'ultima misura, ma l'ultima misura la mano sinistra poteva anche fermarsi. Ecco, quindi voi prendete degli accordi a caso, per esempio cambiamo la maggiore è formato da La, Do diesis e Mi, e mischiate un po' queste note. Quindi in questo modo assaporate anche il colore che ognuna di queste note genera sull'accordo. La tonica, un colore più, sul Do. Vi invito anche ad intonare questa nota, quindi la tonica fondamentale. Il Sol, la dominante, quinto grado. Terza, Mi, ottava. Oppure sulla La, Mi, Do, La. Quindi ognuna di queste note, pur facendo parte dell'accordo e quindi essendo in perfetta consonanza con esso, genera però degli effetti, dei colori diversi, dei sapori diversi. Passiamo al numero 2, nel quale ho invertito l'ordine e insomma l'esercizio numero 1 e numero 2 invitano, una volta fissati questi ancoraggi, di suonarli un po' a piacimento su un accordo. Stateci una semibreve, non abbiate paura, se assaporate, sentite, intonatele se ci riuscite, ma esercitatevi a farlo. Poi vedremo anche con gli esercizi di air training che sono in preparazione. Allora concentratevi su questi due numeri, prendete un accordo a caso e intonate e suonate le note della triade in ordine sparso, anche su ottave differenti. Naturalmente la voce ha un'estensione più limitata, voi però pure in falsetto potete con un filo di voce riuscire a raggiungere anche le note più ampie. È tutto quindi per oggi, per questa prima lezione di improvvisazione. Io vi ringrazio di avermi seguito, buono studio e buona musica. Ciao!